Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con The Best Sandwich, ritorno al territorio sempre dalla sede del Palazzo Gourmet Pordenone. Siamo alla settima eliminatoria e questa sera c'è un ingrediente buono sicuramente, ma anche questo dovremo capire come verrà abbinato. Ne parleremo con i nostri giudici, ma naturalmente anche con i nostri concorrenti. Partiamo subito a presentare la nostra presidente di giuria, Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Sardone Barcolano. Sardoni barcolani, non sardoni qualunque, non alici qualunque, poi spiegheremo, non sarde, ma sardone barcolano. Ritorno al territorio e cosa c'è di meglio di un sardone barcolano? Chissà se utilizza nella sua cucina il sardone barcolano lo chef titolare del Giardino Mediterraneo di Lignano Sabbiadoro, Salvatore Sapienza. Buonasera, bentornato. Buonasera, grazie. Certo, quando si trova, perché è talmente raro che si pesca solo nel Golfo di Trieste fino a Grado, si fa una bellissima escursione con questa prelibatezza del nostro territorio. Peccato metterlo nel panino oppure può essere valorizzato nel panino? Bisogna capire come faranno i nostri concorrenti a valorizzare questa carne veramente particolare e bianca, pur essendo un pesce azzurro. È giusto. Chissà che a lui piace, sardone barcolano. Matteo Battistuzzi, Hospitality Expert del Palazzo Gourmet. Buonasera e benvenuto. Buonasera, ciao. Sicuramente un ingrediente interessante. Trovo stuzzicante il fatto di poterlo inserire in un panino. Vediamo come poi la fantasia dei concorrenti darà spazio a questa prelibatezza. E sicuramente un bel ritorno al territorio. Bisogna iniziare ad utilizzare prodotti del territorio e dare valore a un territorio come il nostro, che è ricchissimo. Assolutamente. Quindi è sì. molto interessante. Lo diciamo di puntata in puntata e quindi insomma siamo qui proprio per valorizzare i prodotti del nostro territorio e poi parleremo anche del prodotto che andremo, che è buonissimo, forse io preferisco quello, però lo diremo a fine puntata, quello della prossima puntata. Invece andiamo a conoscere i concorrenti, ma prima vediamo come li hanno preparati attraverso il nostro coaching. Benvenuti alla quinta edizione di The Best Sandwich, il contest a colpi di panino. Spero che la puntata sarà divertente e che i vostri panini siano all'altezza delle aspettative che noi abbiamo su di voi. Tante volte magari noi che siamo in cucina creiamo delle cose magari che sono molto sfiziose, molto buone, cioè create perché ci mettete del tempo, ci mettete la ricerca, eccetera, eccetera. E tante volte magari la cosa finisce lì, cosa che dobbiamo un po' imparare anche a fare, no? È un po' addestrare anche quelli che sono i nostri collaboratori, okay? Ad incentivare fondamentalmente la vendita. Quindi in bocca al lupo, parola d'ordine, divertirsi. Subito siamo pronti per presentare il primo concorrente. Si presenta lui, è una puntata marina con il sardone barcolano. Vediamo da dove viene il primo concorrente. Buonasera, sono Mauro Pinton, lavoro al Tenda Bar di Lignano Pineta, sono 3 anni che lavoro con loro. Prima ho avuto anche un'attività mia e mi occupo del reparto snack dove coadiuvo 5 ragazzi che mi danno sempre una mano. A parte per questo panino, perché sono tutti in ferie e ho dovuto arrangiarvi da solo. Siamo pronti? Mauro Pinton, Tenda Bar, Lignano Sabbiadoro. Vieni Mauro. Eccolo qua. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Benvenuto Mauro, Grazie. Direttamente da Lignano Sabbiadoro, qui a Pordenone per proporre i tuoi panini, i tuoi sandwich. Io qualche chiletto sicuramente l'ho preso per colpa tua al Tenda. Me lo auguro. No, io no, però se lo dico io. E invece No, ma vediamo... mi serve insomma, dai. Tu sai che hai 10 minuti di tempo per preparare il tuo panino che si chiama? Sardone dal cuore tenero. Ah, dal cuore tenero come il tuo? È autobiografico. Allora, partiamo dagli ingredienti. Pane al latte, poi... Pane al latte, i sardoni Sì. fritti, Eh, un po' di saor, buono. un po' di insalatina, Sì. un po' di pinoli. Quindi sarà praticamente l'unione dei due classici del sardone, il sardone impanato e in saor.
Allora partiamo con il tempo, così Sì. partiamo subito con la preparazione. Benissimo, vado a Vai mettere. pure. Io un po' di preparazione l'ho già fatta perché non sapevo qua cosa mi aspettava, la mia prima Vai esperienza. tranquillo. Allora, anche gli altri concorrenti preparano Sì, prima sì. qualche... Le preparazioni più lunghe chiaramente vengono fatte prima, anche perché il tempo a disposizione, ricordiamolo, è di 10 minuti. 10 minuti, 4 panini, è Allora, chiaro che li Cestino, assemblano. spostalo qui così sì. ai nostri telespettatori Ok. vedono Ok. bene la preparazione del panino. Il pane è un pane al latte di produzione artigianale di un panificio di Lignano Sabbiadoro, di Pertegada, scusatemi. Ok, buono, solo a vederlo. Un bel aspetto. Allora, l'abbinamento con questi altri ingredienti, Annalisa, che cosa ne L'abbinamento pensi? è, diciamo, nel classico, perché i sardoni, come ha detto, allora, intanto spieghiamo cosa sono i sardoni barcolani, no? Il sardone barcolano è l'alice che viene pescata nel Golfo di Trieste e, come giustamente ha detto prima, fino a grado, e viene pescata nel primo anno di vita. Rimangono piccoli e sono bianchi, a differenza delle alici che vengono pescate ad esempio in Sicilia, che vengono pescate a partire dal terzo anno e che quindi hanno una caratteristica di avere la carne più scura. Quindi si chiamano sardoni, ma in realtà sono piccolini ed è questa secondo me una delle caratteristiche più carine. Salvatore, ti piace questo tipo di abbinamento in un panino con appunto il sardone? Allora, è interessante capire come ha dosato gli elementi del Saor, perché è un abbinamento piuttosto classico in realtà, no? Cioè, giustamente dice, bisogna capire con la delicatezza di quella carne se ha centrato il Saor, perché diventa determinante. Food cost, quanto costa? Sotto i 3 euro, 2,80. Ci siamo allora. Tu l'hai provato più volte questo panino, l'hai assaggiato tu, l'hanno assaggiato i tuoi colleghi? Onestamente clienti? no, purtroppo i miei colleghi in questo momento non ci sono perché siamo fuori Siete stagione, chiusi, siamo sì. chiusi. L'ho assaggiato io, l'ha assaggiato mia moglie, abbiamo Tutto fatto in famiglia? tutto E in com'è famiglia. andata? Discretamente direi. Non deve piacere a me, cioè, sì. quello che ha detto Salvatore è corretto, bisogna capire se questo ecco, c'è una piccola, al centro del panino ci sarà una piccola nocciolina di formaggio spalmabile. Ah, ok. Per rendere Ho azzardato più- questa cosa, non so se potrà, vediamo. Ma sai, abbiamo 3 giudici qua. Abbiamo adesso- 3 giudici. A noi piacciono gli azzardi. E soprattutto c'è da dire che se qualcosa non va loro me lo faranno presente e sarò in tempo eventualmente a migliorarlo. No? Certo. Cosa siamo? Allora abbiamo 7 minuti e 09, Benissimo. tu hai già messo al forno Le sarde che io ho già fritto, chiaro che andrebbero fritte al momento. E ci racconti come le hai panate? Le ho panate con una panatura di farina, prima le ho lavate, le ho viscerate, le ho tolte, le ho asciugate bene, le ho passate prima nella farina, nell'uovo con un po' di latte e nel pan grattato. Ok, perché sai, sulla panatura potremmo stare qui a fare trasmissioni su trasmissioni, Sì. perché ognuno ha la sua, diciamo, la sua panatura fatta in un certo modo. Diciamo, quella che ci hai descritto tu è la classica panatura, ossia la farina, poi viene messo l'uovo, perché altrimenti l'uovo senza la farina dove si appiccica, e alla fine il pan grattato. Per renderla ancora più strong, doppia panatura, cioè si rifà il giro la seconda avrei potuto fare volta. la seconda panatura, ho preferito lasciarli con la panatura. Sì. classica, sì, Sì. senza A esagerare. dire la verità ho fatto un po', sì. Ma è giusto perché è piccolina questa. Perché se Se no no sa solo con la di doppia pane. panatura se no c'è viene solo pane, se no no? viene un biscotto, e quindi ho detto da già escludere, c'è il sì. pane, già c'è quello, ho detto è troppo esagerato. Una curiosità, dove le hai trovate? Le sarde. Sono andato a Carrefour ieri sera dopo aver finito la mia giornata lavorativa, la gentile signora mi ha concesso, mi ha accompagnato fino, perché a Lignano purtroppo non c'erano e non le ho trovate, quindi l'ultima spiaggia è stata quella. Siamo anche alla fine della stagione. in Siamo realtà. anche alla fine della La stagione, verità è sì, quella, si trovavano no? delle Perché sarde grandi, delle cose, però questo era Sì. l'ingrediente, quindi ho cercato di trovare complicato. quello che... Ho chiesto anche a Marano, ma ero troppo tardi e tutto niente. E poi quindi- i triestini tengono a tenersene. Questa è Esatto. l'altra verità. Esatto, sì, giustamente. Più del 50%. Beh, il sardone panato io credo che sia un classico Sì. dell'osteria triestina, Triestina, esatto. del buffet, Assolutamente sì. no? Sardoni panati tutta la Buone, vita. buone. Io sento già un po' Diciamo che in profumino. tutto il Golfo da Trieste a Venezia, Sì, in realtà infatti. ci O perdiamo panati dentro o o panati o saor. saor dappertutto, no? Allora,
Allora, abbiamo 5 minuti di tempo per impiattare, ma mi pare che è già pronto. Sì, praticamente quasi ci siamo. Tu hai scaldato un po' il pane. Sì, il pane lo scaldo leggermente. Dopodiché metterai uno strato di... Adesso farò una piccola... Cosa metti lì? È il formaggio spalmabile. Ok, quindi la nocciolina che ci dicevi. Dopodiché cosa metterai? Farò uno strato di cipolla, uno strato di alice e un altro strato di cipolla, come vengono fatte quando vengono fatte in saor. Ok, mentre l'insalatina la metterai? E l'insalatina la metterò alla fine sopra, Ok. per dare un po' di freschezza. Molto bene. Ok. Bene. Adesso Poi vediamo se la prossima stagione lo becco al tender, il panino, lo mangio. magari ha funzionato. Vedremo. Io posso appoggiare anche qui questa. Anche se è una preparazione magari più lunga questa, no? Sì, ma infatti il fatto di aver preparato prima, Sì, può aiutare così è anche, stato esatto. fatto proprio per un eventuale... Per proporlo anche per poterlo nel locale. eventualmente proporre anche... Beh, insomma, 3 minuti e 40 tu lo stai preparando, anche perché è la prima volta che partecipi, Sì, vero? sì. Quindi... E tra l'altro mi tremano le mani e faccio un po' di difficoltà. Beh, avendo 2 lignanesi doc, potremmo anche chieder loro com'è andata questa stagione, che sembra sia andata un pochino meglio rispetto a le ultime 2, magari tralasciamo, però c'è stata una bella ripresa, almeno così dicono i media. Poi... Sì, indubbiamente il bel tempo, ma soprattutto la voglia di tornare un po' più in libertà e all'aria aperta della gente ha fatto il suo. Di norma per noi, dobbiamo essere molto sinceri, molti individuano la bella stagione col caldo, ok, tutto bene al mare, in realtà questo infastidisce anche i nostri clienti, perché l'eccesso anche di caldo fa sì che la gente sia un po' più nervosa, i consumi si abbattono in maniera folle perché si beve solo acqua, giustamente io dico no, cioè, quindi sì. è complicato il rapporto col cliente. Diciamo che per non essere egoisti una giornata di pioggia alla settimana per aiutare anche gli agricoltori, i lavoratori sarebbe l'ideale, proprio perché riesce un po' a decongestionare tutte queste... L'estate quest'anno è stata tanto calda e tanto lunga, troppo calda. perché tolta una settimana a Sì, settembre, sì, per il resto abbiamo avuto un ottobre veramente con clima però voglio dire, estivo. da lignanese diciamo grazie, Sì. benvengano, però dobbiamo pensare anche agli altri, questo dico, no? Se l'entroterra soffre noi non possiamo essere sempre in prima pagina e godere di queste cose, sarebbe preferibile un equilibrio maggiore. Ma il tempo non si comanda? Assolutamente. E intanto il nostro Mauro continua nella preparazione del panino. Devi trovare un bel equilibrio per far stare tutti gli ingredienti. Ti vedo concentratissimo. Li facciamo stare. Anche se io le sarde le mangerei così, proprio con la mano, via. Sì, assolutamente. Anch'io, ma dobbiamo fare un panino. Sì, no, ma se rimane una magari l'assaggio, no? Hai capito? Ti ha lanciato un'esca così. Ti ha lanciato una sarda. Sì, una sarda. Vabbè, dai. Ci sta. Sono golosissime comunque. Sì, queste insomma. sì. Ok, dai, praticamente stiamo per concludere il panino. Hai ancora 50 secondi, ma insomma ci siamo. Direi proprio di sì. Dicevo dell'ingrediente della prossima settimana, che è lo speck di Ti è già Sauris. partita la quello colina? ancora Ti sì. vedo? Sì. Sì. Dal Golfo andiamo al comune più alto del Friuli Venezia Giulia, se non sbaglio, che è appunto Sauris, e avremo lo speck di Sauris, prodotto d'eccellenza, prodotto che ogni friulano ha nel cuore, Sì. secondo me. Che cosa hai messo? I pinoli anche? Pinoli. Ah. Non li ho messi nel saor, li ho messi... Bene, bene. Che sono per non fare... uno degli ingredienti del saor. Sono comunque. sì, sono uno degli ingredienti del saor, ho voluto
però metterli a parte, scomposto. Bene, dai che il tempo è terminato, quindi sono già in penalità. Benissimo. no, ma sei adesso pronto per impiattare e portare ai giudici i panini. Dove posso mettere la carta? La metto qua. Adesso siamo curiosi di vedere come mangeranno questo panino, i nostri 3 giudici. Sono troppo piccolo. Vedi che le sarde sono rimaste. Messaggio ricevuto. Ah, ci metti anche un po' di salsetta. È una maionese aromatizzata. È una ecco maionese qui, no? aromatizzata con scorze di limone, erba cipollina. Bella, profumata. Ah, un ci po' metti tardi. quella, che bello. E le sarde nel vassoio cominciano a calare. Tutta colpa mia, non devo dire niente. Io ho fatto qualcosa di più perché Ma ho no, detto, guarda che sto scherzando. Bravo, anche che proponi è momento di aperitivo. Giusto? Bello. Molto bello. Sì, invitante, devo dire la verità. Bravo Mauro, porta il panino ai 3 giudici allora. Ok. Poggio qua. Sì. Permesso. Caro Mauro, del tuo panino qui non c'è più traccia, quindi insomma è stato gustato dai nostri giudici. Io partirei però da Salvatore per capire da lignanese, da chef, cosa ne pensa del tuo panino. Allora, intanto chiaramente complimenti perché comunque hai portato sul piatto, hai presentato sul piatto una cosa interessante, hai unito due tecniche e ne hai fatto un piatto bello. Avevo delle domande però da farti. La prima domanda è, hai fatto tu la maionese? No, volevo dirlo prima. Volevo dire prima, non voglio prendermi i meriti sulla maionese. La maionese l'ho presa pronta e l'ho solamente condita. ok. Mi dispiace, non ce l'ho fatta fare. Ok, capisco Sì, i tempi, non però, volevo dirlo prima, scusate, mi sono dimenticato. però non voglio... ricordiamo sempre che cambia il sapore quando fai la maionese lo per so, queste per quello volevo preparazioni, farla che io. è un'altra cosa. Sì. E un'altra cosa che vorrei domandarti è cosa ci berresti con questo panino? Andiamo fuori dal... però... Del Malvasia. Malvasia estriana. Chiaramente estriano, Del Malvasia estriano, assolutamente. Ottima scelta. Voglio farti i complimenti per la scelta della scarola. Ho scelto la scarola anche. È molto interessante perché ha una consistenza diversa da qualsiasi altra insalata ed è una delle poche, diciamo, verdure che regge anche un po' di calore, no? Perché le altre diventano bruttissime, no? Mentre la scarola ed è ottima, cioè è un ottimo abbinamento. E un'altra cosa... Ne ha un po' di cosa da dire. ma dobbiamo fare... Giusto. Dobbiamo fare tante domande, no? L'altra cosa che volevo chiederti è la scelta del pane, del ban. A me, sono sincero, non sono un amante di vedere tutti questi panini col cosiddetto pane americano, tanto per essere chiari, col pane al latte. Perché giocando su una cosa così di casa nostra, mi sarei aspettato qualcos'altro. Come mai hai scelto Anch'io. questo pane? Ho scelto questo pane, anch'io, Grandissimo. volevo cambiare, volevo un altro pane, purtroppo i tempi non mi hanno permesso di collaborare col mio... Stamattina quando sono andato a prendere ho cercato un'alternativa ma non ho trovato un'alternativa, perché non lo volevo troppo croccante, perché mangiando dopo magari
lo volevo così, ma purtroppo È stato niente. sincero. Ti capisco benissimo, è Però stato sincero, complimenti. ho scelto comunque questo pane, è il pane che io uso anche Al panino. Al al Tenda Bar, Sì. se lo fanno loro e alla fine sono caduto su questo, che comunque so che è un buon pane. Ok. Matteo, sento Matteo perché poi Annalisa la sento in finale. Allora, io ti volevo fare la prima domanda, è la scelta dei pinoli fuori dal Saor, perché? Per fare una cosa diversa, perché volevo che si sentisse un po' di più il sapore del pinolo tostato. Lì volevo farti i complimenti perché ecco, oltre al perché sapore dà anche quella nota di nel saor croccantezza. lo mangi ma non senti più il pinolo, invece così tostato si sente questo sapore del pinolo che... Quella è una cosa che mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto l'idea della maionese aromatizzata e ti dirò di più, l'avrei messa al posto del formaggio spalmabile dentro il panino. Era un'alternativa, è saltata e è andato il formaggio. Mentre facevo la ricetta ieri sera, tardissimo, che la dovevo inviare, ho sostituito la maionese con il formaggio perché mi sembrava che la maionese fosse troppo, coprisse troppo il sapore. Invece Avete oggi sono quando l'ho alternative. assaggiata qua ho detto ho fatto una cappella. Ma sono alternative che tu puoi Sì, no, beh, ma eventualmente chiaro, proporre, sì, no? sì. Sì. A me è piaciuta molto perché dava quella nota agrumata e Sì, sgrassava infatti. molto la presenza della cipolla. Probabilmente l'ho fatta ieri e, oggi è rimasta tutta la notte, Sì, la quindi buccia sì, ha dato fuori di più e oggi era molto più gradevole. E sarebbe Annalisa. stata sicuramente bene. Sentiamo Annalisa anche. Allora, io devo dire che è un panino che si fa mangiare volentieri. Quello che posso suggerirti è un po' meno saor, nel senso che l'elemento prevalente, l'intensità aromatica prevalente mi era data dalla cipolla e non dal sardone. Quindi in un'ottica di bilanciamento del panino, forse se ci mettevi un po' di meno cipolla, mantenendo, o forse addirittura niente cipolla, il panino usciva molto bene. Convengo con Matteo, io effettivamente quella maionese lì, buona, profumata, bella idea anche da fare a casa per fare una maionese un po' diversa, no? L'avrei spalmata sul pane perché con la sarda era la morte sua. Bene, niente, sono soddisfatto del risultato, mi sono state fatte notare alcune particolarità che peraltro erano anche dei miei dubbi. Raccolgo questi preziosi consigli e sono pronto a migliorare la mia ricetta. Il secondo concorrente arriva da Jesolo, scopriamolo nella clip. Ciao, sono Filippo Priviero, vengo da Jesolo e sono la mente e il braccio del Clementino Particolarmente Bar. Ci troviamo in Piazza Mazzini e ci occupiamo di cocktail e anche di panini e snack gourmet. Ed eccolo qua, lui è Filippo Priviero. Vieni Filippo. Buongiorno. Benvenuto a The Best Sandwich. Clementino Particolare Bar, giusto? Da Particolarmente. ieri. Particolarmente, Sì, particolarmente è bar. un gioco di parole, ha due significati. Ah, ok. Sì, perché siamo in particolar modo un bar, ma siamo anche un bar particolare, quindi c'è questo doppio Ah, significato. carina, bravo, bello. Bene, partiamo con i 10 minuti, ma poi ci racconti Sì. anche gli ingredienti, che tipo di pane hai scelto per abbinarlo poi ai sardoni. Beh, questa è una ciabattina di grano senatore Cappelli. È una ciabattina che ora taglieremo e andremo a bruschettare in forno con del sale, del pepe e dell'olio e il pomodoro che ho fatto io. Bene. Ma poi tu che cosa hai scelto? Beh, ci sono tante cosette, eh? Sì, ci Anche sono... le patate? È Peperone? un'insalata di patate Ok. con dell'erba cipollina e poi questo peperone bellissimo che è un pimiento de piquillo, un peperone spagnolo che cresce solo in una determinata regione della Spagna che è Navarra, che è un peperone dolce, piquillo perché significa becco, è un peperone a becco. Quindi lo conoscevi già tu? Lo conoscevo già, è un ingrediente che uso spesso, A mi Jesolo? piace molto, sì. Era una curiosità che volevo chiederti perché non è proprio un peperone. È anche difficile da reperire Bravissimo. perché non si trova in agricoltura in Italia Esatto. e quindi si reperisce solo confezionato in un liquido di mantenimento. A me piace molto perché arriva già sbollentato, spellato, è un peperone dolce, dà molto gusto, dà una marcia in più a panini, sandwich. Quindi tu facendo un viaggio là l'hai conosciuto oppure no? No, l'ho conosciuto in Italia in l'hai verità. conosciuto in Italia, quindi. Bene, allora raccontaci quello che fai così. Allora andiamo a bruschettare il pane con del sale, del pepe e dell'olio e il pomodoro.
semplicemente olio extravergine d'oliva con un estratto di pomodoro. Andiamo a infornarlo. Ok, quindi lo riscaldi. Invece le sarde, Le sarde come le hai preparate? le ho già preparate prima al forno. Preferito non farle fritte per non dare troppa pesantezza al panino. E sono semplicemente gratinate al forno con del pangrattato e dell'olio d'oliva. Non le ho condite col sale perché già gli altri ingredienti contribuiranno a dare sapidità al panino, quindi le ho lasciate un po' nature. Cosa ne pensate, giudici? Mi sembra un bel abbinamento. Mi sembra un panino decisamente interessante, uno per il metodo di cottura del pesce che non è così scontato, no? Perché comunque lui le ha fatte al forno, le ha fatte in maniera particolare. Mi piace la nota aromatica un po' acidula del pomodoro con cui ha messo nell'olio, con cui ha bruschettato il pane. Il pane l'hai fatto tu, il pane? No, il pane non l'ho fatto io. Ok. No, lo fa un'azienda leader nel nostro territorio, insomma, di panificazione, anche perché sono pani un po' complessi perché usano delle farine particolari. Insomma, quindi. Su questo senz'altro. E l'insalata di patate? L'insalata di patate. Descrivicela un attimo. Patate bollite, ho usato una maionese delicata e del succo di limone per dare un'acidità e dell'erba cipollina per dare un po' di sprint. Bene. Adesso andremo anche ad infornare per stemperare un po' le sarde, in modo da non inserirle fredde nel panino. Nel panino, ok. Quindi qualche minuto anche per loro. Salvatore, questa scelta anche di cottura delle sarde? La scelta di cottura è molto ben, secondo me, fatta, perché la sarda così piccola ha bisogno proprio di un colpetto e basta, e probabilmente rimarrà di più il sapore della sarda. Ah, ecco. Solo forno, solo un po' di pangrattato sopra, si esalterà in teoria se non è troppo cotta, perché lì c'è, ecco, il rischio lì è cucinarla troppo, no? È vero. Che diventa secca, cartone, no? Se no rimane di più il sapore della sarda, e quindi l'accoppiamento con gli altri elementi che ci ha descritto può risultare migliore. Anche qua vorrei sottolineare il rischio che si corre proprio con questa sarda, che è molto delicata, a ipercondirla, no? O ipersaporirla. Mi fa specie la scelta sull'insalata di patate del limone e non dell'aceto, perché di solito l'insalata di patate chiama l'aceto nel classico, no? E tu invece hai scelto il limone, che dopo ci riproporrai anche dopo. Sì, non amo molto l'aceto in cucina. Ah, ecco, è una scelta anche perché personale. è Una scelta sì. personale. Ecco perché. Però sai, comunque mi dà questa nota di acidità, no? Quindi Sì, però, forse... sì, è un po' marcata. Ma nell'insalata di patate, quella classica, quella che mangiamo in Austria di solito, arriva tanto l'aceto. E Forse anche lì è qui, questione di dosaggio, no? infatti, forse qui Io- tu la sì. fai tu la fai delicata. Io tendo a farla delicata, però con aceti importanti, anche delle nostre terre, però fatti da vinicoltori, cioè aceto di vino vero, che ha questi profumi, queste cose, e ne basta pochissimo. Sì, basta una goccia. Matteo, cosa ne pensi tu? Trovo anch'io molto interessante l'abbinamento, esalterà il tipo di cottura, hai detto benissimo, tenderà ad esaltare molto il sapore Della sarda. Sì, perché c'è sempre il rischio di coprirla, perché è molto delicata e piccola, ma l'hanno già detto loro, quindi non sto a ripetermi. Sono proprio curioso di sentire invece il peperone, perché sono un amante dei peperoni e peperoncini, e quando ho visto scritto ho detto però non è proprio comune. E l'abbinamento è... Che ti stuzzica, Sì, insomma. sì. 4 minuti e 20, come Sì, siamo col adesso pane? siamo quasi pronti, Sì? aspettiamo un mezzo minuto. Perché vogliamo vederti impiattare, Sì. vogliamo vedere la preparazione del panino, così ci racconti anche quanto costa questo panino. Circa 2,50 €. Ci siamo quindi con il food cost. Che poi Le sarde dove le ha trovate anche? brava. Perché questo è un tema. È una pescheria di zona. Ah, vedi che a Jesolo si trova più facilmente. Però non è diciamo che ne ho trovate tante chiuse e qualcuna senza sarde, quindi
non è stato il primo colpo, non l'ho trovato il primo colpo. Molto bene. È stato un po' difficile, però ce l'abbiamo fatta. Che poi Filippo è già la seconda volta che partecipa, no? Sì, è a The vero. Best Sandwich. Ci siamo visti anche l'anno scorso, sì. Sì, e infatti mi ricordo, magari non tutti se lo ricordano, quindi possiamo raccontarlo un'altra volta, il nome che hai dato al tuo locale, da dove arriva. Ah sì, Clementino. Clementino è il diminutivo di Papa Clemente VIII, è dedicato, diciamo, a questo Papa che ha contribuito alla nascita dei locali e dei bar in Italia, perché ha battezzato il caffè, l'ha reso importabile, l'ha reso cristiano perché veniva dal mondo musulmano e di conseguenza da lì in poi, dopo questo gesto, abbiamo potuto aprire i primi locali, i punti di incontro dove consumare bevande e di conseguenza è un tributo a questo Papa. Ecco. Intanto che lavori ti faccio l'ultima domanda anch'io, visto che parliamo di nomi. B e A perché? Bravo, si chiama così il panino, Bea. Si chiama Bea in verità, ma Ok. sono le iniziali delle mie figlie, ho 2 bambine splendide, ecco. Bianca e Aurora, quindi B and A. Ok. Bravo Ok. papà. Quindi è dedicato a loro? È dedicato a loro. Ma l'hanno mangiato loro? No, loro non l'hanno mangiato, ecco. ma sicuramente lo farò provare. Bravo. Dopo quello che diranno i giudici. Dopo quello che diranno tutti. Anche perché alla fine sono loro le vere giudici. Sì. Bene, adesso tu spalmi questa... Sì, l'insalata di patate per prima, a pane caldo, bruschettato. Pane e patate, un bel... Poi inseriremo i peperoni, Blocco. peperoni del eh. picchiglio, e le sarde alla fine e per ultimo ho aggiunto un ingrediente per dare ancora un po' di freschezza, di acidità, metteremo della scorza di lime grattugiato. Anche, vedi? vedi, Non così manca il limone, limone. Salvatore, oggi, Il panino l'avevo provato senza lime all'inizio e sentivo un po' forse che mancava qualcosa, mancava un po' di agrume, e ho deciso di aggiungerlo alla fine. Quindi hai fatto tante prove? Ho fatto, sì, 2 o 3 prove, sì, l'ho fatto. Adesso, Sul pane sei andato sicuro al primo colpo? Sì, in verità sì, ero già abbastanza sicuro di farlo così. bello questo peperone, eh? È splendido. Anche facile da inserire nel panino perché è già pronto. Sì, ora io li ho sottile. aperti, ma loro nascono come fosse un becco con una tasca, no? Ah, In Spagna si usa anche riempirli con del formaggio spalmabile. Buono. Buono. Sì. Adesso ci metterai le sarde? Sì. Ecco. Quindi vai distratto di sarde, Sì, ci mettiamo circa 3 filetti di sarde 3 filetti. a panino. Ok. Perfetto. Oh, mancano 55 secondi, Sì, ma sono anche pronti. il tuo collega precedente si è perso un po' dopo nella preparazione, nell'impiattamento, quindi vai tranquillo. No, tu dici che sia. Intanto i giudici parlano tra di loro. Di cosa parlate voi? Ma stiamo facendo i conti in tasca a Filippo, no? Noi abbiamo le ricette che loro ci danno, no? Sì. E ci sono anche tutte le grammature degli ingredienti. Sì. E grammature che poi devono corrispondere al food cost. E stavamo cercando di capire se nelle grammature che lui ha indicato ci sia effettivamente il bilanciamento che normalmente è richiesto. Ah, ok. Quindi ci stiamo o no? Stavate ancora facendo i conti? Dobbiamo assaggiarlo. Va Dobbiamo bene. assaggiarlo per fugare i dubbi. Speriamo di togliere i dubbi allora. Ecco, il tempo è scaduto precisamente con il panino pronto, che tu tagli anche, già Sì, lo propone taglio a metà, tagliato. anche per... Ottimo. Per far vedere l'interno. Esatto. Ecco, stavamo dicendo che questa è una cosa importante, no? La presentazione, il presentarlo anche aperto il panino, perché così quando Bello, mi anche arriva ordinato, guarda che bello. effettivamente io vedo subito che cosa c'è dentro. È una cosa importantissima. Ecco, magari questo lo lasciamo intero per la foto dopo. Ottimo. Puoi Molto portare bene. ai giudici il panino. Allora, prima le donne, appoggio sopra qua.
Caro Filippo, chissà se le tue sarde sono state valorizzate nel tuo panino o meno, ce lo diranno i 3 giudici. Allora, partiamo da Salvatore, posso partire sempre da te? Non c'è problema, Sì, va dai, bene, vai. perfetto. Anche a te giustamente complimenti perché hai trattato un ingrediente delicato e particolare. Grazie. Col dovuto rispetto che si deve a tutti gli ingredienti che si mettono in cottura. Avevo qualche domanda, chiaramente, perché io ho fatto tante Certo. domande. Allora, la prima è sulla scelta appunto del pane, Sì. che però compri già pronto, Sì. giusto? Sì. Forse un po' più cotto per dare un po' più di croccantezza? Sì, concordo, me ne sono accorto, però ho avuto un vabbè, problema basta, logistico era col forno. Era un po' di, no? Sì, un po' di croccantezza in più ci stava. Ci mancava, no? Sì, lo so. La maionese fatta da te, No, anche qua, prego tutti quanti gli chef, non ci si mette niente. Con le cose tecnologiche che ci sono oggi, non faccio pubblicità a nessuno, le fate anche con l'uovo intero, quindi compreso la chiara, e viene anche più leggera e si è in grado di aromatizzarla in 1000 maniere. Usatela, soprattutto voi che fate panini, snack eccetera, ne vale veramente la pena. prossima volta maionese fatta in Ne casa. vale veramente la pena, no, perché è un qualcosa in più. Mentre invece l'olio al pomodoro che hai fatto tu, ma l'hai fatto partendo dal pomodoro o l'hai fatto partendo da un concentrato già pronto? No, un pomodoro fresco. Ok, perfetto, ottimo, È bravo. un estratto di pomodoro fresco. L'altra cosa che mi ero chiesto, una parte della domanda te l'ho già fatta, era condito con limone e la patata, ci stava bene. Sì. Io continuo a preferire l'aceto, però ci stava bene dentro il sapore. Ok. Però dopo hai usato la scorza del lime. Il lime dà dei sentori diversi dal limone. Sì. Ha Ok. No, perché una nota tropicale, diciamo. di norma si usa quando c'è il succo di limone, Scorza di forse limone. anche scorza di limone che dà un po' più, no? Continua ad avere la stessa onda di sapori, di sentori, se si riesce a trovare un limone chiaramente non lo so. trattato, che è la cosa fondamentale. E molto bene per tutto il resto. Grazie. Bene anche, soprattutto, questa scelta del peperone che ci sta benissimo. Io lo amo. Non va sopra l'elemento fondamentale che è la sarda. Lo accompagna? Ma lo accompagna molto bene. bene. Quindi bravo secondo Grazie. Matteo che è fan dei peperoni? Allora, bingo sul peperone, ero sicuro, adesso che l'ho assaggiato sono certo, quindi ci stava da Dio, complimenti, anche perché è un ingrediente, come ti dico, che conoscono in pochi, quindi gli hai fatto anche una bella pubblicità. Complimenti anche per la cottura della sarda, perché l'aroma persiste bene in bocca anche dopo, e a me è piaciuta anche l'idea dell'agrume perché si sposa bene. Sono d'accordo su due cose: pane più croccante, Sì, lo so. maionese fatta in casa, e se l'aromatizzavi con qualcosa di piccantino era il panino. Dicevo prima, sotto l'ombrellone, quel panino lì, una beer blanche, A Jesolo? faccio tutta Sei a l'estate. posto. A Jesolo. Sotto l'ombrello di Bene, grazie. Jesolo. Annalisa, sotto l'ombrello lo mangeresti questo panino? Assolutamente, quindi toccherà Eh. metterlo nel menù di Clementino, perché è un panino che è veramente molto piacevole. Ce lo saremmo finiti, ce lo saremmo mangiati tutti perché ci è piaciuto. Guarda, le critiche te le hanno già fatte. Io ti dico questo: l'elemento essenziale, l'ingrediente che è il sardone barcolano, in questo panino usciva molto bene. Usciva molto bene sia a livello di intensità che di qualità aromatica, e profumava di quel buon profumo di mare che dovrebbero avere proprio i sardoni barcolani quando sono freschi. Quindi bel lavoro. È stata una bellissima esperienza e diciamo che essendo la seconda volta che partecipo ero molto più rilassato e molto più tranquillo della prima volta, e quindi anche l'assemblaggio del panino è andato meglio, insomma. E concordo con i giudici anche su i dettagli magari da correggere sulla croccantezza del pane, e la prossima volta prometto maionese fatta in casa.
È arrivato il momento di ricordarvi un appuntamento, Degustando in Friuli Venezia Giulia, una manifestazione che coinvolge tutta la regione nei 4 weekend di novembre. Ogni fine settimana una selezione di vini dei nostri sommelier, abbinamenti food e 2 zone del territorio coinvolte. Per tutti è l'occasione naturalmente di girovagare tra i borghi, i paesi e le città della nostra regione, scoprire locali aderenti, degustare i vini proposti e gli abbinamenti. Food partner AISC Io Sono Friuli Venezia Giulia. Si parte con questo weekend con queste zone: Maniago a Spilimbergo, da Grado a Palmanova, e su degustandofvg.it vedrete tutta la lista dei locali aderenti ai vini che si potranno trovare. Ma allora andiamo subito con il nostro Maurizio a scoprire i vini coinvolti questo fine settimana. Il secondo weekend di Degustando non poteva che cominciare con la ribolla gialla, nostro vitigno più tipico, molto famoso in tutta Italia e anche in tutto il mondo, di facile abbinamento. Per dopo spaziare nello Chardonnay, vitigno internazionale francese, che però qua da noi ha trovato un'identità particolare, molto minerale, molto burrosa. E qua si abbina magari con carni bianche più importanti e magari piatti un po' più strutturati. Per dopo continuare con i rossi, Cabernet Sauvignon, vitigno internazionale, che qua viene maturato e anche qua una bellissima espressione, magari va abbinato con carni rosse più importanti, più spallate. E dopo, per finire la serata, un bel Tazelenghe, vitigno da meditazione, decisamente tipicamente friulano, molto strutturato e molto tannico, che però viene maturato benissimo per appunto questa conclusione di serata. Senza mai dimenticare all'inizio le nostre bollicine. Buon degustando a tutti! Siamo arrivati alla fine di questa puntata, 2 concorrenti in gara, il terzo era impossibilitato a partecipare, dunque è stato più breve ma intenso visto l'ingrediente di questa puntata. Annalisa, diciamo già qualcosa o vai subito la busta? Guarda, diciamo questo, diciamo che prima di darti la busta con il risultato, e sappiamo che è uno solo che passa, ma questo me l'abbiamo capito, non era facile fare un panino con il sardone barcolano, ma non perché sia il sardone barcolano un ingrediente difficile, ma perché non è facile valorizzare nel panino un pesce così poco scontato come può essere appunto una lice. Quindi questo è il nostro risultato. Comunque i 3 giudici sono d'accordo sul risultato finale? Assolutamente. D'accordo? Sì, Sì, ne abbiamo discusso. Abbiamo discusso. E questo è il risultato. Allora, vediamo chi ha vinto questa puntata, chi andrà avanti con un totale di 119 punti. Vince il panino dal nome Bea di Filippo Priviero. Grazie. Eccolo qua, facciamo un applauso, dai, perché facciamo l'applauso, no? Sì. È il panino che ha valorizzato al meglio il prodotto. Sì, diciamo che fra i due l'ingrediente principale, quindi il sardone barcolano, usciva meglio nel panino di Filippo, senza nulla togliere alla bontà del panino che ci ha presentato Mauro, che era comunque un gran bel panino, un ottimo lavoro. Entrambi si facevano mangiare in riva al mare, sotto l'ombrellone o in montagna, dove andremo la prossima settimana. Sono 2 panini comunque molto molto buoni e gustosi. Salvatore, cosa ne pensi del risultato finale? Confermo assolutamente quanto detto dal Presidente di giuria. Era un elemento complicato, perché la sarda è un elemento complicato, da mettere addirittura dentro un panino, quindi la differenza l'ha fatta chi ha trattato, secondo me, meglio l'elemento principale, quindi il sardone barcolano. Il panino che è risultato più rotondo nell'equilibrazione di tutti quanti i gusti, però ha esaltato il pesce. Sì, e questo era quello che l'obiettivo finale. Era l'obiettivo. Matteo, tu eri poi estasiato dal peperone, quindi... A parte il peperone, ma sono pienamente d'accordo, soprattutto la cottura ha esaltato tanto di più il sapore della sarda. La cipolla l'ha coperta un po' troppo e lì c'è stato secondo me il match più... Si è giocato lì tutto? Sì, sì. Va bene ragazzi, io al tenda continuerò a venire tranquillamente. Farò anche un passaggio a Jesolo, perché questo peperone mi incuriosisce, quindi passerò sicuramente. Quindi grazie per aver partecipato, ragazzi.
Grazie alla nostra giuria, Annalisa ritorna con lo spec di Sauris. Con lo spec di Sauris la prossima settimana, l'ultima delle eliminatorie. Poi abbiamo la rosa che va avanti. Sì. Salvatore, grazie per essere stato qui con noi. È stato un piacere. E grazie anche a Matteo. Grazie a voi. Grazie ai miei due colleghi qui, Gian Domenico Ricci, Francesco Snidero, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata con lo spec di Sauris, puntata da non perdere perché io lo proverò il panino la prossima settimana. Alla prossima!